Un saluto amici del web da Sicilia Opera Academy. Mi trovo in compagnia del grande mezzosoprano Bruna Baglioni, che ci ha onorato della sua presenza. Bruna Baglioni è qui per svolgere un masterclass di interpretazione vocale. Accanto a lei c'è il regista teatrale Giacomo Agosti, che svolgerà arte scenica appunto durante i giorni del masterclass. Cedo subito il microfono a Bruna Baglioni perché ci dica le sue impressioni relativamente a questo masterclass che sta svolgendo in questi giorni qui da noi e se ha trovato delle voci interessanti fra gli allievi del corso. Allora, buonasera, mi fa molto piacere essere qui, anche perché sono stata accolta con tanto affetto, familiarità e questo l'apprezzo moltissimo. Ho trovato delle voci belle, penso che questi giovani se studieranno avranno un posto nello spettacolo, sicuramente questo. Non è vero che non esistono voci, esistono delle voci bellissime e quindi hanno solo bisogno di studiare e di studiare bene, di non perdersi d'animo perché il teatro non è facile, però si può arrivare, insomma, con tantissima volontà e tanto studio. Io ho studiato tutta la mia vita. Volevo fare una domanda al regista Giacomo Agosti riguardo la masterclass che si sta svolgendo qui da noi. Giacomo, posso darti del tu? Certo. Il tuo approccio all'arte scenica come lo imposti con i ragazzi? Ma io credo che la parola più corretta sia stata quella suggerita da William, quando William, a proposito della signora Baglioni, ha parlato di interpretazione vocale. Credo che se c'è qualcosa che sto imparando anch'io durante questi giorni di lavoro, è proprio che non è possibile tenere scissa la dimensione dell'arte scenica da quella dell'interpretazione vocale. Tutto parte da una esplorazione, da un possesso, da un godimento del proprio corpo e attraverso quello poi la voce fuoriesce e fluisce con una particolare naturalezza e quello diventa il materiale sul quale io come regista posso permettermi di lavorare, altrimenti non avrebbe senso, diventerebbe una forzatura. E penso davvero che le condizioni di lavoro all'interno di queste giornate siano particolarmente fortunate, per cui mi sento debitore nei confronti vostri. Hai notato in particolare qualche ragazzo, anche fra quelli più giovani, che ti ha colpito per la predisposizione al canto lirico e anche alla recitazione? Ma sinceramente è forse un po' ingeneroso fare dei nomi rispetto agli altri, perché da parte di tutti vedo che c'è una grande partecipazione e una grande fiducia. Sono differenti le età, sono differenti naturalmente le formazioni, se così si può dire, le preparazioni, però sì, certo, ce ne sono alcuni che magari hanno un materiale timbrico, questo sì. Ci sono dei timbri che sono più promettenti di altri, però da parte di tutti veramente una grande disponibilità e la stessa generosità forse che cerchiamo di metterci noi è sicuramente corrisposta da parte dei partecipanti. Quindi in assoluto un'esperienza molto positiva per te. E pensi che in futuro sarebbe sempre opportuno per le prossime masterclass associare, diciamo, la tecnica, il canto lirico, l'interpretazione e anche la parte scenica? Beh, forse la risposta non dovrebbe tanto venire da me quanto dai cantanti, da altri personaggi. Sicuramente io penso che oggi, ma forse la signora Baglioni meglio di me potrebbe convalidare quello che vado a dire, credo che sia difficile per il cantante inventarsi una propria forma di lirica. Non è più possibile, Bruna, correggimi se sbaglio, Assolutamente. aspettarsi da qualcun altro, vero? Niente, assolutamente. Oggi poi intanto si vede tutto del cantante, non si accetta più il vecchio modo, il vecchio stile, anche nella voce è cambiato. E quindi avere un regista che ti sbrogli prima di salire sul palcoscenico, sulle tavole è così difficile, è una cosa importantissima. Non sai dove mettere le mani, non sai come metterti dritto, i piedi. Per quanto un insegnante possa dire, il regista veramente ti dice qualcosa di più. Io, per mia esperienza, ho imparato tantissimo e mi ha aiutato e mi è servito molto.
Sì, io penso che sia fatale dire che non tutte le persone necessariamente saliranno i palcoscenici dei grandi teatri e quindi il cantare bene oggi è possibile anche in ambiti differenti rispetto a quelli tradizionali e non per questo sono ambiti secondari o sono ambiti meno preziosi. Io credo che quello che stiamo cercando di fare in questi giorni è proprio di rendere importante quel momento, quando loro si fanno vedere. È lì che loro ci regalano il loro cuore, le loro emozioni. E poi veramente tanto studio che fanno, poverini, perché veramente si comincia in età giovanile e magari sono passati 5 o 6 anni, se è ancora lì che studi, no? Quindi l'impegno è grandissimo e anche, credo, alla fine di questo impegno c'è bisogno di avere un po' di soddisfazione. Tante volte non è detto che una voce bellissima, grandissima possa fare una grande carriera, però anche un buon interprete, un grande attore riesce forse a trasmettere qualcosa in più e abbiamo degli esempi, no? Senza fare nomi, abbiamo degli esempi di grandi cantanti lirici che non avevano una voce importantissima, soltanto erano dei grandi interpreti. E probabilmente, e così magari concludiamo questo primo giro, erano determinati. Io credo che c'è quello, cioè quella determinazione, quella spinta. Sempre per fare questo lavoro bisogna averla, perché altrimenti bisogna pensare che un giorno puoi essere alle stelle, l'altro giorno sulla terra proprio, e quindi c'è proprio bisogno di voglia di arrivare, bisogna essere volitivi 100%.